buonasera, benvenuti a questa 22esima Note su Note, rassegna corale che ogni anno ormai da appunto 22 anni riempie questa palestra delle note, dei cori che arrivano un po' dalla nostra regione ma anche dall'estero. Quest'anno in particolare abbiamo gli amici che arrivano da Treffen, dopo avremo modo di salutarli in maniera più adeguata. Abbiamo iniziato come di consueto con il gruppo polifonico caprivese diretto dalla maestra Lorella Grion, a cui vi invito a fare un applauso. È proprio il segno della musica così che si apre al mondo e che ci aiuta a superare ogni barriera. Abbiamo cominciato con questo canto ebraico, un canto di speranza, un canto di auguri, un canto di fratellanza. Il secondo brano che ci fanno ascoltare i nostri ospitanti del gruppo polifonico caprivese è invece un tango arrangiato da Emilio Dublan, che è L'ultimo caffè, che è una canzone un pochino più malinconica perché appunto parla dell'ultimo caffè che l'uomo offre alla donna amata che lo ha abbandonato. E poi avremo Donio Ubensa, un brano argentino nell'arrangiamento di Liliana Cangiano, che anche questo invece è un brano d'amore, e quindi così giustamente mi sembra che questa rassegna Note su Note a questo voglia essere dedicata, all'amore e al fatto di stare insieme e poter così godere delle note su note che riempiono la nostra palestra. Vuelve nell'autunno attardecerà.
chiacchierata con i gruppi ospiti di questa sera. Avremo piacere di scambiare due parole con i nostri amici sindaci, quindi il sindaco di Treffen, Klaus Clancy, cortesemente, il sindaco di Capriva, Daniele Sergon, Fiorenza Ninin, che è la nostra preziosissima interprete, onde evitare di non capire nulla. Don Maurizio Polizza qui su a dire due parole, a portarci il saluto, dai, siamo agli inizi, prego Don Maurizio, venga, agli inizi della sua come corista, e che quindi però Tiziana, sei anche presidente del coro, credo che tu abbia qualche compito anche qua tra poco. C'è anche Anna Toffel che è qua, cominciamo bene. Vabbè, Fiorenza, non ci dire dove li hai portati in attesa. Non occorre che ce lo dici, va bene, insomma. Allora, a questo punto, Klaus, facciamo parlare te per primo, così se vuoi portare il saluto. Intanto, come saluto, ci ha portato uno splendido coro, lo sentirete dopo. Io ho già avuto modo di sentirlo sia a Treffen che anche qua a Capriva quando abbiamo fatto i gemellaggi. Chi non ha avuto modo, che magari ha accompagnato gli altri cori questa sera, avrà modo appunto di sentirlo. Intanto diamo la parola a Klaus Clancy. Meine lieben Freunde aus Capriva de Friuli, es ist mir eine besondere Freude und auch eine besondere Ehre, hier in Freundschaft, in friedlichem Miteinander, in der Völkerverständigung bei Ihnen da sein zu dürfen. Schön, dass es uns gibt in Capriva und in Treffen. Il sindaco è particolarmente lieto in questa occasione di essere qui con noi questa sera e gli piace vedere che ci sono tante persone che accolgono effettivamente questa rassegna con attenzione ed è molto felice di poter rappresentare appunto un coro proveniente dal loro paese proprio qui a Capriva. Seit 1986, seit 33 Jahren pflegen wir die Gemeinschaft über sprachliche Grenzen, über Landesgrenzen hinweg, um beizutragen zu einem friedlichen, zu einem freundlichen und zu einem verständlichen in Europa miteinander. Und einer meiner Freunde aus Treffen, Walter Bichler, ist seit dem ersten Tag mit mir gemeinsam dabei, von der ersten Stunde, vom ersten Tag und bis heute. Und Fiorenza Ninin hat uns seit vielen Jahren auch begleitet. Also es ist schön, dass es sie alle gibt. Il sindaco è molto contento perché dice che ci sono già dal 1986, quindi 33 anni, che questo gemellaggio prosegue ininterrottamente e lui dice io sono presente qui dal primo giorno di questo momento e con me è presente il signor Walter Pichler che è proprio responsabile del gemellaggio e che ha contribuito in tutti questi anni a mantenere i rapporti fra le nostre popolazioni. In particolare sono molto lieto perché queste nostre relazioni vanno al di là di quelli che sono i confini linguistici, confini politici o geografici che possono in un certo senso dividerci e proseguono nonostante queste limitazioni sempre in maniera molto amichevole. Kultur, Freundschaft, Gesang und Musik verbindet die Menschen. Und das ist ein Auftrag, den wir leben sollen und den wir leben müssen. La musica e quindi anche diciamo, la cultura in generale sono una cosa estremamente importante perché contribuiscono a creare dei legami fra le persone, anche se appunto non si comprendono per altri motivi. Ich habe mit vielen Freunden aus Capriva schon diese 3 Jahrzehnte miterleben dürfen. Antonio Roversi gehört dazu, Giuseppino Tonut gehört dazu. Und mittlerweile unser lieber Freund Daniele Sergon mit unglaublichem Einsatz, mit Begeisterung, mit Freude. Und ich muss sagen, es ist schön, dass es dieses Engagement gibt. Und wir müssen jeden Tag, jede Stunde und jede Minute daran arbeiten, diese Freundschaft zu pflegen. Il sindaco dice che ha proprio qui sul palco delle persone che hanno contribuito diciamo, a portare avanti queste relazioni, tra in particolare Antonio Roversi, poi dopo di lui e prima di lui Giuseppino Tonuti e adesso c'è Daniele Sergon. Con tutti si è trovato in profonda sintonia e è riuscito a creare un rapporto, una relazione stabile e si trova assolutamente
ed è molto felice appunto di poter continuare a proseguire questo percorso. Genug der langen Worte, Politiker reden viel zu lange. Kurze Reden verlängern die Freundschaft, aber ich möchte meinen Chor aus der Gemeinde Treffen, aus Kärnten vorstellen. Die Vokalsolisten Kärnten mit Erdin Bodesser an der Spitze ist einer der Männerchöre in Kärnten, die zu den Besten der Besten gehören. Und es freut mich ganz besonders, dass Sie heute auf Einladung eures Chores hier dabei sein dürfen. Ich danke für die Einladung. Wir sind gerne gekommen zu Freunden nach Capriva, zu einem Abend der Gemeinsamkeit nach Capriva, Coro Polifonico di Caprese. Ihr seid super und wir freuen uns, hier zu sein. Voi ovviamente ancora non lo conoscete, ma estremamente conosciuto, ed è diciamo, la nostra entità culturale. Mi fa molto piacere poterlo presentare questa sera. Sono d'altra parte estremamente contento e ringrazio per questa opportunità il Coro Polifonico Caprivese che ci ha invitato a questa importantissima occasione. Abschließend ein herzliches Danke noch einmal. Ich möchte aber auch die Einladung aussprechen, Coro Polifonico di Caprese nach Treffen nächstes Jahr im Rahmen der Kulturwochen mitzuwirken. Und diese Kulturwochen sind eine besondere Veranstaltung in unserem Bezirk und in unserem Land Kärnten. Und ich möchte auch sagen, um es nicht zu vergessen, wir haben mit Walter Bichler ein Geschenk ausgesucht. In Capriva gibt es tollen Wein, in Treffen gibt es tolles Wasser. Und was verbindet ein Krug der Gemeinde Treffen mit dem Gemeindewappen? Und das möchte ich hier der Chorleiterin Don Basil geben. Möge das Wasser und der Wein in getränkten Gefäßen gut schmecken. Allora il sindaco è particolarmente lieto, come si diceva, di questa occasione e dice che questa sera è proprio una bellissima occasione per potervi fare un regalo. Allora diciamo che Capriva c'ha il vino, ha un Treffen c'è l'acqua, quindi c'è l'acqua, nel mezzo ci sta un cricket che sarebbe una specie di boccale per la birra con i simboli del comune di Treffen, quindi con la radio del comune, che lui dà volentieri come regalo alla direttrice del coro, responsabile del coro. Und möge irgendjemanden das Wasser nicht schmecken und der Wein nicht schmecken, haben wir aus Treffen ein Villacher-Bier mitgebracht. 100 kleine Flaschen, der Walter Bichler wird sie aufwarten und hereinbringen. Villacher-Bier, Wein aus Capriva, Wasser aus dem Treffen Glas, das müsste auch passen. Allora, per tutti gli ospiti di questa sera, i nostri amici di Treffen hanno portato un centinaio di bottigliette come quella che è stata data da Daniele adesso. Quindi alla fine del concerto potete tutti quanti hai capito che cos'era? Siamo a Capriva. Ecco, siamo a Capriva. Adesso vai nel posto a Capriva. Quando si citano gli anniversari, scusa Antonio, ma sapevo mettere una cosa che sono dimenticata di dire e devo dirla, che ci hanno invitato che li hanno invitati, il Coro Polifonico Caprivese è stato invitato alla settimana della cultura. Grazie. perfetto, Ho dimenticato un pezzo. vielen Dank. Però questo è importante. Prossimo anno. Grazie. Ecco, dicevo che quando si parla di anniversari è bello dire c'ero anch'io, cioè abbiamo cominciati, abbiamo iniziato insieme 33 anni fa, è vero, c'ero anch'io 33 anni fa. C'è qualcuno un po' più fortunato di me e di Klaus che 33 anni fa era ancora all'asilo. No, era cos'erano i lupetti? Cosa sono? L'anno... No, l'ultimo anno di asilo, qualcuno era nei lupetti o cose del genere, e quindi ha la fortuna, Daniela. Nego di aver fatto l'asilo, no, non posso negarlo.
E invece potete fare un applauso agli amici di Treffen che oggi sono con noi in questo momento, insomma, per la nostra comunità bella. E faccio così, insomma, una riflessione seria per 20 secondi, anche perché ho aperto la birra, Antonio, e poi l'ho dato alla Tiziana che sicuramente farà un buon uso, però sinceramente credo che questa comunità, insomma, Capriva, San Lorenzo, cioè questi paesi, vedere quel numero 22 possa essere anche un motivo di orgoglio, insomma, no? Perché iniziare manifestazioni come questa, magari sotto l'onda dell'entusiasmo, ma mantenerla per 22 anni, credo che, caro coro polifonico caprivese, vi meritiate un applauso a voi stessi. Dicevo, meritano un applauso perché credo che queste comunità, no, piccole e alle volte in questi anni magari anche definite sotto il punto di vista legislativo magari non idoneo e quasi da annullare, e invece riescono a esprimere questi momenti culturalmente, di socialità, di cultura, di altissimo livello. Quest'anno abbiamo, insomma, la fortuna e anche il piacere di avere ospiti gli amici di Treffen, con un coro che insomma, è di valenza sicuramente di Treffen, ma di valenza extra provinciale. Loro hanno ancora per fortuna la provincia, noi purtroppo ci hanno negato questo piacere di avere un'area vasta come la provincia. Oggi abbiamo la fortuna di avere un coro come quello che ascolteremo tutti insieme, ma credo che la cosa più bella sia quella di essere qua tutti assieme e quella di vedere, caro Antonio, la palestra ancora piena. La palestra che forse non sempre ha solo voglia di ascoltare, di vedere, di parlare attraverso qualche social network o qualche chissà diavolo, e la voglia di stare qua oggi assieme a notte su notte. 22 anni di fila, e credo che però il piacere di arrivare qui in palestra oggi per molte persone, non per tutti, ma per molte persone, non sia cambiato il piacere che aveva 22 anni fa. Allora, come sindaco di Capriva, perché alla fine poi i sindaci passano, è una parentesi della propria vita, credo che vedere qui oggi la palestra piena, con piacere, con la Tiziana che ti stressa di continuo in una maniera quasi al limite dell'imbarazzo e vergognosa, stai là, non assolutamente, vuol dire un minimo di orgoglio c'è, perché vuol dire che è una comunità viva, è un'associazione come quella del coro polifonico, orgoglio della nostra comunità, e credo che la vostra presenza qui oggi sia una presenza di appoggio e di sostegno. E allora io direi che l'edizione, la 22esima edizione, sia quella che vorrei ricordare con Treffen qui presenti per la prima volta, è quella della Val la pena ancora, cara Tiziana Trevisan, val la pena ancora spendersi come fai tu, Presidente, e come fa l'intero coro, perché so che stressi dal primo all'ultimo componente del coro, perché questa comunità ha piacere di essere a Notte su Notte. E quindi viva Notte su Notte e viva la comunità di Capriva del Sud. Allora, noi abbiamo, dopo consegneremo i ricordi ai cori che hanno partecipato, però vogliamo un attimo congedare con un mazzo di fiori, credo, la nostra maestra Lorella Grion, che ha un altro impegno e quindi non potrà essere presente più tardi, e vorremmo anche, ecco qua, il mazzo di fiori, ecco.
cosa tocca fare per avere un mazzo di fiori dal marito. Poi abbiamo ancora una cosa da fare per il coro, però prima adesso vorrei dare la parola a Don Maurizio, che ho chiamato qua sul palco, che non voleva venire, ma adesso, visto che l'ho obbligato, mi sembra giusta. Soltanto due parole. Beh, la prima, così mi leggo le ultime parole del signor Sindaco, in questo mondo sempre più virtuale ritrovarsi fisicamente con l'umanità, le relazioni sono di fondamentale importanza. L'altra cosa che vorrei dire è che il canto e la musica superano le differenze linguistiche e culturali, perché muovono le corde del cuore, e quindi questa sera davvero è un grande segno, una grande esperienza di amicizia che verrà replicata in altro modo il 1° dicembre, un momento di grande comunione, avendo ancora da noi i nostri amici, ma lo si può dire, con il coro della comunità protestante evangelica di Treffen, che sarà con noi a pregare e a gioire insieme. Quindi una ricchezza più di così penso non ci sia. Grazie. Grazie Don Maurizio. Un ricordo. Sappiamo che lei può farne buon uso dopo, casomai. Allora, dobbiamo solo chiudere ancora un fiore, perché abbiamo una corista nuova, no? All'interno del gruppo polifonico, che è la signora Maria Dauria, o Dauria, non lo so, e quindi Tiziana, eccola qua, la presentiamo, prendiamo l'applauso. Questo tanto per dire, è sempre lui quello dei fiori. Maria non si scappa. Bene, a questo punto abbiamo veramente concluso e lasciamo spazio alla musica. Ancora un applauso al gruppo polifonico che si concede e anche ai nostri ospiti. Hanno promesso, qualcuno molto in alto, che prima o dopo cominceranno i lavori sulla base di per aggiustare questa palestra, sulla base del progetto che avevamo fatto ancora quando ero sindaco io 6 anni fa, quindi c'è questo per dire altro che il Mose. Allora, questo lo dicevo perché spero che anche il palco diventi un po' più grande, perché avete visto c'è qualche traffico. A questo punto cominciamo con i gruppi ospiti e naturalmente cominciamo con il gruppo che arriva dall'Austria, dalla Carinzia, i Vocal Solisten Kappner, che credo siano pronti per salire sul palco. Il loro direttore è Erwin Podesser. Come avete potuto vedere dall'opuscolo che vi è stato dato all'ingresso, è attivo dal 2002, è costituito da 9 coristi e appunto è diretto dal maestro Podesser dal 2013. Spazia il suo repertorio dalle composizioni rinascimentali a quelle moderne, dal folklore al repertorio dei King Singers e alle opere della liturgia greco-ortodossa, soffermandosi in particolare sulle composizioni di musica popolare carinziana. Credo che possiamo farli accomodare se stanno arrivando. I brani che ci faranno ascoltare sono Usman Day, Tebe Poem, eccoli, e accogliamo con meritato applauso. Dicevo i brani, Usman Day, Tebe Poem, di Kosaken Hochzeit, Alleluia, In the Still of the Night, e concluderanno con un brano che probabilmente conoscete, che è La Montanara. Quindi un grande applauso, Vocal Solisten Kappner.
If I never more see you again, going to meet you at the judgment day. Climbing up the mountain children, oh Lord, I didn't come here for to stay. Oh brother, if I never more see you again, going to meet you at the judgment day. Oh, Moses went down into Egypt, he told your Pharaoh that the good Lord sitting on his heavenly throne said, let my people go. Oh, then he heard him the band of lions, he did bid him to pray. And the angel of the Lord looked behind his jaw, that show us a mighty day, good Lord, show us a mighty day. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, Are you ready, my brother? I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. Are you ready, my brother? Yes, I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day.
reichen Koyate, die junge Olga. Heute geht's zum Tanze, die Kosaken kommen, singen ihre Lieder. Sing, singe, singe, sing, singe, singe, sing, singe, singe, sing, singe, singe, Kolja, ein Lied. Das war seit Gatan, wie das Zeug die allerschönste Hochzeit. Das war seit Gatan, wie das Zeug die allerschönste Hochzeit. Kolja, 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 Olga, Olga, tanz wir. Kolja, 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 Olga, Olga, tanz wir. Kolja, 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 Die Weide hatten so weit, die Bobeskaften. Die Weide hatten so weit, die Bobeskaften. Kolja, 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 Olga, Olga, tanz wir. Kolja, 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 Olga, Olga, tanz wir. Heute geht's zum Tanze, die Kosaken kommen, singen ihre Lieder. Sing, singe, singe, sing, singe, singe, sing, singe, singe, sing, singe, singe, Kolja, ein Lied.
Wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung und wir sehen uns vielleicht in einem Jahr wieder. Super
Cordite scena che c'è. Spero di averlo detto giusto, Fiorenza, eventualmente perdoni i miei colleghi. Un applauso ancora ai vocal solisten della Carinzia. Adesso ci spostiamo nella Bisiacaria, territorio stupendo, amico, e questi sono i bambini del gruppo dei costumi tradizionali bisiachi. Gli hanno dato un nome bellissimo che è Diman, vuol dire domani in bisiaco, e quindi è tanto di moda, no? In questo periodo parlare del domani, parlare dei giovani, parlare della salvaguardia del pianeta. Speriamo che oltre a parlare finalmente si faccia anche qualche cosa, perché è da quando ero bambino io che si parla del domani e dei giovani, e quindi chissà che prima o dopo qualcosa non si riesca effettivamente a fare. Adesso vi accoglieremo con un grande applauso questo gruppo, che appunto è stato costituito dai costumi tradizionali bisiachi e diretto da Caterina Basion. È nato come una naturale evoluzione di un percorso didattico. Questo sta a significare che effettivamente anche nelle scuole è giusto portare quelle che sono le nostre tradizioni, quelle che sono i nostri costumi. Un percorso iniziato nel 2010 con un corso propedeutico dei piccoli cantori appunto del gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi. Questo piccolo gruppo ha fatto strada, è andato avanti, ha all'attivo diversi concerti, diversi festival, tra cui il Festival di Canto Corale Internazionale a Montecatini, il Festival dell'Alta Pusteria, della Canzone dell'Infanzia, Voci Nostre a Umago, e nei concorsi ha vinto il Canta Festival a Monfalcone. Nel 2018 si è classificato primo al festival anche fuori territorio, cioè al Festival dei Frusburlans a Udine, quindi questo significa indubbiamente molto, e poi è arrivato terzo al Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia a Grado. Ecco, credo che i ragazzi siano pronti, io li vorrei qua sul palco, accogliamoli con un grande applauso. Eccolo qua, il coro Diman. Con il suo direttore, Caterina Biasioli. E qua sotto. Fatele un grande applauso a Caterina, e anche coautrice di alcuni dei brani che sentiremo questa sera. Cominceremo con un brano appunto di cui è coautrice Caterina, che è Des Cantemo Noi, cioè adesso cantiamo noi, e poi dopo invece ci faranno ascoltare Fioi la stessa Tiara, quindi figli della stessa terra, e questo sta a significare molto, specie per un gruppo così di ragazzi, e poi la Barchetta di Canta. Facciamo un grande applauso al coro Diman da Turiaco, diretto da Caterina Biasioli. Su mi siamo presa
barzelletta di carta. Allora, intanto che arrivano, vedete già che si stanno preparando per il prossimo brano, però prima volevamo fare un applauso ad una debuttante, a una che comincia questa sera qui da noi a Capriva il suo percorso ufficiale con il Demand, ed è la nostra Lynn. Vieni, fai il Adesso andiamo prima nel mondo delle fiabe, delle favole, delle bellissime avventure, no? Di un supercalifragilistichespiralidoso, e poi dopo ricorderemo un grande della nostra musica, un grande cantautore di cui siamo orfani da 20 anni, cioè Fabrizio De André, e ci faranno ascoltare Il Pescatore. Ancora un grande applauso per Ivan. Andrea, 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 Andrea,
a Caterina Pierzioli. Grazie Caterina per questa bellissima ultima canzone che ci ha riportato a quando credevamo ancora in qualche cosa, a quando volevamo costruire un mondo migliore, come ci siamo ridotti. Vabbè, al di là di questo, ancora un applauso per il coro di Mani. Complimenti ragazzi. E ci avviamo ad ascoltare l'ultimo dei gruppi che si esibiscono questa sera. È un coro che arriva da Gonars, del coro Sine Tempore del CEDIR, che è una scuola di musica di Gonars. Il direttore è Tamara Mansutti, avremo al pianoforte Giovanni Molaro e alle percussioni Pietro Sponton. Il coro Sine Tempore è nato nel 2004, conta circa una quindicina di coristi, le età spaziano, sono molto diverse tra di loro, ed è qua il nome appunto Sine Tempore, che significa appunto senza tempo. Il repertorio spazia dal folklore internazionale al jazz, dallo spirito alla musica pop. Vedo che abbiamo anche un attimo di ripristino dell'attrezzatura corale appunto con le pedane e tutto, quindi io continuerò a raccontarvi del gruppo. In questi anni di attività si è esibito in Regione, in Veneto, in Slovenia, spesso affianca nella sua attività concertistica delle importanti collaborazioni. Nel 2014 è selezionato dall'USCI FVC come rappresentante della provincia di Udine per la realizzazione del Gloria di Pulen. Nel 2015, assieme al Vocal Forum di Grazia e altri 5 cori regionali, diretti dal maestro Franz Herzog, partecipa all'anteprima nazionale di canto liquido per 7 cori e 149 bottiglie, siamo a Capriva ma non credo che fossero bottiglie di quel tipo, di Nussbauer Aumer, inserito nel calendario del Mittelfest, quindi le partecipazioni di questo gruppo sono, direi, molto interessanti. Il 6 maggio 2016, in occasione del 40° anniversario del terremoto del Friuli, il concerto in frusta l'Orcolat con poesie e brani inediti, con il Gospel and Jazz Choir e il Folk Music Ensemble del Conservatorio di Graz come ospiti d'eccezione. Inizialmente è diretto dal maestro Giorgio Cozzutti, dal 2010 è diretto dal maestro Tamara Mansutti. Con un grande applauso accogliamo il coro Sine Tempore del CEDIR di Gonars. Continuiamo l'applauso intanto che arrivano. Se non lo prendono solo i primi non va bene. Alle tastiere vediamo Giovanni Molaro, le percussioni ci sarà Pietro Sponton e la direttrice che è Tamara Mansutti. Eccola qua. A presentarvi il coro e i brani ci sarà Silvia, a cui cedo volentieri il microfono, e io farò solo della trespola, me lo passo ogni volta qui dietro. Grazie, buonasera a tutti. Siamo veramente molto felici di essere qua perché devo dire che abbiamo trovato un'accoglienza veramente calorosissima e quindi ci sentiamo veramente a casa ed è un po' bello per noi perché ci sentiamo una grande famiglia come coro. E tra l'altro, proprio per cominciare, abbiamo 2 pezzi che il coro di Capriva conosce molto bene, in quanto alcuni coristi hanno condiviso con alcuni dei nostri coristi un corso di formazione con Andrea Figallo. E i 2 pezzi sono Per riscaldarti il cuore, che è una traduzione proprio del testo in italiano di Andrea Figallo, e Ti vorrei sollevare di Elisa. Quindi buon ascolto. Ed il mondo agli occhi suoi
quello che non hai, mai e poi mai lasciarti in mezzo ai guai, fare il giro del mondo sai, per riscaldarti il cuore, per riscaldarti il cuore, per riscaldarti il Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. È l'attimo in cui il sole diventa dorato, e il cuore si fa leggero, come l'aria prima che il tempo ci porti via da qui. Mi detto che ho visto cambiare, tu non sai più sentire. Per un momento avrei voluto che fosse vero anche soltanto un po'. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire. E invece ti ho visto mirare, e invece ti ho visto sparare a quell'anima. Hai detto che no, il cuore si fa leggero, come l'aria prima che il tempo ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare, ti vorrei sollevare, ti vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare, ti
sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Siamo partiti con un tocco di romanticismo e continuiamo con un tocco di romanticismo, ma con delle note con un po' di brio in più, diciamo. E il primo pezzo sarà, anzi il terzo, sarà Marmore No, quindi con questi suoni degli anni 40, e per proseguire poi con quella che potrebbe essere definita una moderna storia d'amore, scritta dai Beatles, che è When I'm 64, ovvero sì, ok, andiamo d'accordo, però facciamo una cosa, prendiamo un accordo scritto, io vedo di te, tu vedi di me, e quando abbiamo 64 anni, quando avrò 64 anni, facciamo che continuerai a farmi da mangiare, dai, non mi chiuderai fuori di casa se arriverò in ritardo. Buon ascolto. E se tornerai ogni bellezza già sfiorita troverai.
If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? You'll be your letter. I could stay with I will be handy man in a feud when your lights are gone. Drinking at this weather by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Would you ask for more? Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? Every summer winter when the cottage in the eye go by, if it's not too near. We shall scream and Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, filling a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? Come vi ho detto prima, noi ci sentiamo una grande famiglia, anche perché in realtà questo coro è nato proprio tra genitori, figli, amici, cugini e via dicendo, tutti parte della grande famiglia della scuola di musica CEDI di Gonals. E in quanto a questo, insomma, condividiamo tante cose e in particolare per i prossimi pezzi abbiamo condiviso molto, in particolare gli arrangiatori. Quindi, a parte il Dominetting che è stato arrangiato la nostra direttrice Tamara Mansutti, abbiamo anche un altro arrangiatore di Angelo del Coro, Daniele, vieni qua. Che si è cimentato in altri due pezzi, quindi Lady Madonna è un medley dei Blues Brothers e che ci ha usato un po' come cavi, è stato bellissimo, quindi lasciami la parola. Sì, dunque in questa serata si è parlato tanto di amore, no? E possiamo dire questo, che noi sicuramente amiamo cantare, sicuro, amiamo la musica corale, però direi che amiamo la musica in generale. E quindi quando facciamo le nostre scelte musicali, diciamo, come avete ascoltato, per noi un pezzo di Palestrina o di Monteverde ha la stessa importanza di un pezzo dei Queen, di David Bowie, che ne so, e nella fattispecie dei Beatles e dei Blues Brothers che vi presenteremo, perché sono pezzi che abbiamo sempre ascoltato, abbiamo nelle orecchie, li ascoltavamo nelle radio, cioè Blues Brothers, che ne so, lo passavano alla TV prima di Natale. Quindi insomma, tutto amore, che dire. Quindi presentiamo Lady Madonna dei Beatles e un medley dei Blues Brothers.
per la grinta. Una ripresa di Everybody Needs Somebody. Voi siete dei pigroni, classificati perché qualcuno si è alzato in piedi, la prima fila ha dato l'esempio, ma voi siete rimasti lì seduti, non sappiamo più cosa fare, insomma, vabbè. Siete stanchi? Secondo me volevate tenervi in forma per la cena che segue, diciamo la verità. Allora, intanto complimenti Tiziana, vieni che credo che adesso ecco. Allora io due note di colore. Uno, voi non sapete, ma quelle pedane hanno la stessa età di note su note, forse per cui di più ancora, ok. Mi pare che ci abbia ballato il coro quando è stata fatta l'Unità d'Italia, ma adesso non so bene. Per cui avete, come dire, avete avuto un buon coraggio, punto uno. Punto due, io non so come faccia Tiziana, ogni anno, cioè sono 22 anni, ogni anno 3-4 cori, fate voi i conti, ogni anno uno più bravo dell'altro. No, non so come fa, quindi c'è da dire che anche, forse lei stressa tutti, ma vuol dire che il panorama corale è una parte importante, credo, della nostra società. Quindi facciamo un applauso anche a Luci che raccoglie tutte queste realtà. Ecco, c'è anche il segretario regionale, è qua, no? Ecco, per cui, ecco Pier Filippo, quindi. Ma non volevamo, come dire, fare una sviolinata, volevo semplicemente proprio, cioè veramente far notare come questa realtà culturale sia una parte importante della nostra società. Tiziana, ti lascio il microfono perché adesso credo che tu debba, come dire, ringraziare, salutare, dare i regali. Allora, intanto chiamo le mie amiche del catering che stasera sono in doppia funzione anche come veline per consegnare gli omaggi ai nostri maestri e maestre dei cori che ci hanno accompagnato questa sera. Il mio bacio che è andato a questo coro va anche al coro ovviamente degli imam. Bambini, sono stupendi, dai, siete bravissimi, ci avete fatto cantare, ballare. Senza nulla togliere ovviamente al coro, che come si chiama il coro Fiorenza, forse mi devi aiutare perché il coro di Treffa in Carniziano, va bene?
Ecco, a proposito, i coristi della Carinzia hanno portato anche i loro CD e le hanno laggiù in fondo, dopo se volete potete acquistarli, così come laggiù in fondo ci sono ancora i biglietti della lotteria. Sì, Tra poco ci sarà l'estrazione, non ce ne sono tantissimi, per cui chi non li ha ancora presi può ancora farlo. Scusa se ti ho interrotto, ma volevo dire la cosa dei coristi carinziani. Ma no Antonio, dai, va benissimo, tu interrompimi pure, perché come disse qualcuno parlo sempre tanto, e allora io vi ringrazio, voi del pubblico, che siete tutti gentilmente invitati a rimanere poi qui con noi per un momento conviviale. E voglio ringraziare ovviamente di questo i nostri cuochi. Chissà se c'è qualcuno che li va a prendere, che così anche gli facciamo prendere un applauso. Bruno, dai, forza, vai a prendere i cuochi, perché dal profumino si sente già qualcosa. Per cui siete tutti invitati a rimanere con noi, così come i nostri cori e anche tutti i bambini. Anche se hanno già mangiato, resterà ovviamente a loro qualcosa di sicuro. La nostra lotteria, come sapete, serve per finanziare il nostro coro. Eccoli qui, Ennio, Sergio, Vinizio, Sergio. Un applauso in fiducia intanto, un applauso in fiducia, non abbiamo ancora mangiato, ma... Signor Sindaco, è inutile che lei cerchi di aggraziarsi i cuochi, avrà una porzione uguale a tutte quelle degli altri. Potete uscire, sì, grazie. E ovviamente noi dobbiamo ringraziare per forza le persone che ci aiutano, non solo i cuochi, che sono persone volontarie, amici che ci aiutano, ma anche gli alpini di San Lorenzo Isontino, che ci sono sempre vicini e ci aiutano nel fornirci la materia prima, che è il pentolame, grandissimo, perché per tanta gente ci vuole anche quello. E poi volevo anche ringraziare la Cassa Rurale di Capriva e Lucinico, che non è qui presente, ma sono arrivati i loro saluti e il loro sostegno, oltre che finanziario, anche per la buona riuscita di questa serata. Ringrazio ovviamente voi del pubblico, che siete sempre così numerosi e attenti alle nostre iniziative, e volevo solo far notare che domani noi abbiamo anche una grande giornata, oltre alla serata corale che abbiamo appena trascorso insieme. Domani, sentili qui i nostri amici, non vedono l'ora di far festa. A proposito, prima io ero su a Budignac con loro. Meno male che dovevamo fare la rassegna, perché altrimenti eravamo ancora là con gli amici di Treffen. Wow, grande festa, Allora dicevo che domani c'è un altro grande appuntamento, che è il 90° del gruppo di fondazione del gruppo folcloristico Michele Grion qui di Capriva. Un applauso. 90 anni di folklore qui a Capriva, di musica e di folklore. Molti di noi del coro domani saranno impegnati in questa bellissima avventura, ma volevamo omaggiare noi coristi, il gruppo folkloristico, con questo striscione che avete potuto vedere stasera qui. Cosa c'è scritto? C'è scritto Chi stai e Caprive. È l'inno di Capriva che ha scritto Michele Grion, nonno della nostra maestra Lorella, e siamo riusciti a trasformarla in questa grande scritta, perché così la potete vedere e gustare. E grazie anche a chi si è adoperato per confezionare questo palco stupendo che orienta la nostra corista. Per cui auguri al gruppo polifonico folcloristico domani. I maestri dei cori, Tamara, Caterina Biasiol e il maestro del coro di Treffen, Erwin Podestar, bitte. Ecco. Vieni Tamara, dove sei? Scusami. Grazie infinite. Caterina sta arrivando, eccola qua. Adesso arriva anche Caterina, partecipando io da rappresentante dell'USCI di Gorizia. Ho avuto modo di conoscere tantissimi amici,
tantissimi amici che condividono un'unica cosa, la musica, e vi posso garantire che chi canta non è mai arrabbiato, o almeno poco, è sicuramente sereno. E poi ho incontrato tanti amici di nuovo, per cui grazie alla possibilità di poter stare insieme con chi canta, io credo che la vita sia un po' migliore. Per cui ve lo auguro, cantate anche voi. Un presente ai nostri maestri. Sono le nostre pubblicazioni che abbiamo realizzato nel corso del tempo, ricettari, i Dolby Sears, un ricordo di Roma. Ecco qua anche al maestro Antonio, come si chiama il maestro? Come si chiama il maestro? Erwin. Ok. Erwin. Mille grazie. Oh, grazie a voi. E poi Caterina, ecco qui la nostra grande Caterina. E complimenti per il tuo gruppo. Bene, a questo punto voi che ci avete fatto da cornice, vi invitiamo ad unirvi insieme a noi. Voi sapete già tutto come funziona, si accenderanno le luci e la sala si trasformerà in un bellissimo momento conviviale. Per cui grazie ancora e continuiamo la serata insieme. Grazie. E ancora una cosa, Tiziana, non scappare, vieni qua, perché visto che sei l'organizzatrice e credo che un omaggio floreale vada anche a te. Sono le mie spalle destra e sinistra Allora, queste. Lo dicevi giusto, perfetto, mi si era giusto seccata la gola. No, dovete sapere che Antonio era astemio, era con noi Quando ero bambino sì, ero astemio, da piccolo sì, dopo sono venuto a abitare qua e, non sono un gran bevitore ma ho dovuto adeguarmi. Allora adesso... scusa, la Fiorenza, dov'è la Fiorenza che non la vedo? Fiorenza, vieni un attimo qui sotto il palco, grazie. Lei ha accompagnato il gruppo di Treffe tutto il giorno, ha fatto da interprete anche con noi come coro. Ti vogliamo ringraziare e ci sono le nostre coriste che ti lasciano un gentile pensiero. Senza di lei non avremmo capito un'acqua, come si dice. E anche l'Orietta, ma certo Orietta, dove sei Orietta? Un pensierino anche per l'Orietta, per ringraziarla di questo suo grande lavoro. Il coro può gentilmente lasciarci se vuole, grazie. Grande Orietta per il tuo lavoro, anche a te un applauso da tutte queste persone. Allora adesso vi chiediamo un attimo di pazienza, di alzarvi e portarvi in fondo alla palestra, intanto che i nostri coristi si trasformano in allestitori della cena. Grazie e ci vediamo dopo per l'estrazione della lotteria.